Senti, si parla spesso del tema delle slot machine, quindi del gioco d'azzardo. Quali sono le vostre posizioni? È una grande battaglia dell'Italia dei Valori, quella di un intervento drastico, diciamo no alle slot machine, no ai giochi online. Abbiamo raccolto le firme, più di 100.000, le abbiamo depositate alla Camera dei Deputati e sono in Commissione Finanze dove chiediamo l'esame, ma non prendono in considerazione la nostra richiesta e questo cercheremo di insistere per questo. 900.000 persone sono affette da ludopatia, e cioè dipendenti dal gioco, e sono persone normali che rovinano le loro famiglie, non gente che ha molti soldi da spendere. Il giorno in cui si gioca di più nel nostro paese è il giorno in cui i pensionati ritirano la pensione, a dimostrazione che è un gioco della disperazione. È peggio della droga e delle sostanze stupefacenti, con una grande aggravante, che la droga lo Stato la combatte perché è fuori legge. Il gioco, al contrario, lo finanzia e lo promuove perché è promosso dallo Stato. Non è pensabile che lo Stato pensi di far cassa sulla pelle dei cittadini. Noi diciamo no con forza per fare in modo che questa vergogna, che è soltanto italiana tra l'altro, cioè questo incremento continuo, venga fermato. E poi tutto quel fiorire di sale giochi, ma vi siete mai chiesti? Io ho parlato anche con responsabili delle forze dell'ordine, sono delle grandi lavatrici per la criminalità organizzata. Ci sono queste sale giochi che nascono una dopo l'altra. Ci sono stati degli appostamenti della polizia, dei carabinieri, e hanno verificato che ogni giorno entrano poche persone e poi c'è un giro d'affari enorme. E allora il tema è quello, non sono i soldi che giocano le persone, ma è il riciclaggio di denaro sporco che passa attraverso queste sale giochi. Bene, tutto questo con la compiacenza e la promozione dello Stato che parla addirittura di gioco sicuro. Ma quale gioco sicuro? Qui bisogna fare in modo di interrompere questa vergogna del nostro Paese e tutelare i cittadini.